Assessore Vito, tracciando il bilancio di questi 5 anni di legislatura, lei ha parlato dell'ambiente come fattore di competitività e soprattutto del fatto che si sono sbloccati lavori e risorse. Sì, è stato senz'altro un periodo molto intenso e questa penso che si possa tranquillamente dire che è la legislatura di una svolta verde per questa regione, dove finalmente si è indicata una strategia chiara sui temi ambientali, sui temi energetici, sbloccando risorse che erano ferme da decenni e dimostrando invece come l'ambiente può essere un forte fattore di competitività per fare in modo che la nostra regione sia sempre più all'avanguardia, sempre più innovativa e punti anche su settori che possono dire molto anche in termini occupazionali. Abbiamo dato una primissima risposta molto importante perché è stato uno dei temi che per primi ci hanno impegnato all'inizio della legislatura sul tema del rischio idrogeologico. Sono circa 150 milioni di euro quelli che abbiamo sbloccato e che hanno permesso anche di dare delle risposte a delle situazioni annose che si trascinavano dal tempo. Posso solo citare non so il tagliamento, i 38 milioni per il tagliamento, i 21 milioni per il corno di Gorizia e ancora molti altri. Poi abbiamo fatto un'altra operazione strategica perché la lotta contro le procedure di infrazione comunitarie era una cosa assolutamente prioritaria e sono circa 100 milioni di euro invece investiti per il tema della depurazione delle acque. Erano anche queste risorse ferme da molti anni. Abbiamo portato avanti delle battaglie storiche anche che hanno dei risvolti non solo ambientali ma anche assolutamente etici, morali, come la lotta contro l'amianto, avviando una grandissima operazione di bonifica che nel corso del 2017, solo per l'anno 2017, ha investito 1.800.000 euro per la rimozione dell'amianto dai fabbricati sia delle famiglie, quindi di privati cittadini, delle aziende, dei comuni e continuiamo su questa strada con l'inizio del 2018 avremo il nuovo piano regionale amianto che dal 96 non era ancora aggiornato. E una parola va spesa ancora sul fronte dell'energia perché alla fine del 2015 si è adottato il piano energetico regionale che detta una linea chiara su quello che è il futuro in materia energetica di questo territorio. Sono stati affrontati temi assolutamente importanti che creano grande attenzione da parte dell'opinione pubblica e siamo stati coraggiosi nell'individuare nero su bianco qual è la posizione della nostra regione sia sui temi delle grandi infrastrutture energetiche ma anche sui temi dell'efficientamento e sulla mobilità. Se anche nel 2018, per tutto il 2018 verrà riconfermata la scontistica carburante, noi inseriamo una nuova misura di finanziamento per invece potenziare quella che è la mobilità alternativa, B-Fuel, ibrida ed elettrica, perché è assolutamente importante fare in modo che anche nella nostra regione la mobilità sia più sostenibile. Come ci siamo impegnati sul fronte dell'assessorato, della direzione ambiente per fare in modo che la nostra regione sia ancora più protagonista delle grandi sfide ambientali sul nostro territorio, così abbiamo fortemente potenziato e riorganizzato quella che è l'Agenzia di Protezione per l'Ambiente della nostra regione. È impensabile infatti fare delle politiche ambientali serie se non c'è un organismo tecnico all'avanguardia e assolutamente adatto alle grandi sfide che stiamo portando avanti. La riorganizzazione dell'ARPA è stata importante, ha visto degli innesti di competenze anche esterne che hanno potenziato il valore della struttura e già del personale che c'era. Abbiamo cercato di dare fiducia a questa struttura che non soltanto ci ha accompagnato nelle imprese più complicate e sui settori che più richiedevano un supporto tecnico assolutamente fondamentale, ma abbiamo portato la nostra agenzia anche al di fuori del tema soltanto del controllo, aiutando il sistema Friuli Venezia Giulia a fare dei passi in avanti anche in termini di educazione ambientale, di sostenibilità, di sensibilità ai temi dell'ambiente e anche infine a fare in modo che la nostra agenzia porti avanti dei percorsi conoscitivi che hanno visto il cittadino per primo protagonista. La grande campagna di Citizen Science per la lotta contro il radon, che è un gas presente nella nostra regione che può avere delle conseguenze anche molto importanti, è stata una delle operazioni che più ha visto l'ARPA agire in maniera propositiva e di successo perché i cittadini hanno risposto molto bene. Sono ad oggi quasi 2000 le famiglie che stanno partecipando a questo grande progetto scientifico che vede anche la salute, non soltanto quindi il rispetto dell'ambiente, come una delle priorità.